Buonasera a tutti dalla redazione del Veneto. Andiamo subito a presentare i primi due ospiti della serata. Alla mia destra Pietro Rambuschi, capogruppo del PDL nel comune di Portogruaro, Fano. E a questo proposito il PDL potrebbe rinunciare ai rimborsi elettorali per questa o anche magari un altro obiettivo, anche non so, diciamo, pagare subito i debiti dello Stato alle imprese? Innanzitutto a me sembra che il PDL concorde ormai con tutti quelli che sono state le campagne elettorali di altri partiti, perché tutti vogliono tagliare i stipendi dei parlamentari, tutti vogliono tagliare il numero dei parlamentari, i rimborsi ai partiti, eccetera. Quindi tutto questo sicuramente il PDL è d'accordo, ma per quanto mi riguarda e riferito appunto alle coalizioni, io ritengo che il momento è particolarmente difficile e molto serio per la nazione Italia, quindi a questo punto bisogna rimboccarsi veramente le maniche, a fare un'aggregazione di più forze politiche proprio per venire fuori da questa situazione drammatica. Quindi sarebbe d'accordo con l'idea di un governissimo PD-PDL? Certo, io sono sempre stato d'accordo di questo. Anche con premi a Bersani? Ma io non dico chi deve essere il premio, io dico solo che l'importante è che le forze politiche siano coerenti della situazione, che non sia appunto una lotta interna che poi a chi a rimetterci è sempre il cittadino. Bene, io ringrazio i nostri primi due ospiti e ora parliamo.